titolo di oggi è La decadenza. Ignazio Messina, l'altro partito carismatico che c'era una volta in Parlamento era l'Italia dei Valori e insomma insegna che forse è passata l'epoca dei leader carismatici? L'Italia dei Valori si è rinnovata e quindi ha un nuovo segretario, un partito che ha rinnovato tutta la classe dirigente, a dimostrazione che bisogna andare oltre. Un partito cresce, un partito diventa adulto e quindi prosegue nella sua attività. C'è anche lungimiranza da parte di chi leader si rende conto che bisogna andare oltre, così come ha fatto il leader dell'Italia dei Valori. E per il resto credo che oggi, a proposito di questa giornata, non è una giornata straordinaria. Io credo che per l'Italia oggi sia una giornata normale. È la giornata in cui questo Parlamento, per la prima volta da molto tempo, deve dare atto che c'è una sentenza, c'è uno Stato di diritto, c'è una legge che va rispettata. Un condannato con sentenza passata in giudicato, chiunque esso sia, deve subire la condanna, non può evitarla. Ecco il tema. Dobbiamo dare la linea al telegiornale. Io direi che questa è una giornata straordinariamente normale. Esattamente. Allora, su questo può essere d'accordo, linea al TG1. Noi ci rivediamo subito dopo qui con questa pagina speciale politica. Mentre Lega Nord e Nuovo Centrodestra annuivano, Italia dei Valori e PD erano contrari. Prego. Io credo che la posizione del senatore Malan sia in uno Stato di diritto una posizione eversiva. Cioè sostanzialmente il senatore Malan dice c'è un giudizio, 3 gradi di giudizio sono tutti infondati. Ci vorrebbe una prova, più che 3 gradi, basterebbe una prova. Ma le prove ci sono. Io mi rifiuto di pensare che 3 gradi di giudizio, Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, i magistrati abbiano tutti complottati per eliminare una sola persona. Hanno solo e semplicemente applicato la legge. Se poi per tutti la legge vale, mentre per una persona, in questo caso il capo di un partito, non deve valere, per un reato comune tra l'altro, credo che questo sia veramente pensare a uno Stato diverso e uno Stato che non è uno Stato di diritto. Aggiungo, la vera anomalia del nostro Paese, concludo velocemente, ma la vera anomalia del nostro Paese è che dopo 3 gradi di giudizio ci debba essere un 4º grado che è il Parlamento che debba dire sì o no al rispetto di una sentenza. Questa è una riforma costituzionale da fare. Lo dice la Costituzione. Si riforma la Costituzione. Ha un senso per i reati di opinione, ma non per i reati comuni che il Parlamento debba giudicare. Contati. Prego.